Siamo in collegamento con la dottoressa Silvia De Pieri, consulente tecnico per Satec Formazione, l'azienda di consulenza di Jesolo, e responsabile del servizio di prevenzione e protezione del Policlinico San Giorgio di Pordenone. Buongiorno, buongiorno. Per quanto riguarda il mondo aziendale, oggi che cos'è il modello OT23? Allora, il modello T23 in realtà non è una novità. INAIL ha solo cambiato, le ha cambiato nome qualche anno fa, fino all'anno scorso si chiamava modello T24 ed è una sorta di premio che l'INAIL offre mediante uno sgravio sull'assicurazione che l'azienda paga. Qualora le aziende, oltre a svolgere tutti gli adempimenti normativi sulla sicurezza, hanno qualche attività in più. Quindi oltre ad ottemperare agli obblighi dell'81-2008, anche qualche qualcosina in più rispetto agli obblighi prettamente strutturati dall'81. E quindi quali sono gli interventi possibili in questo caso? Ogni anno gli interventi vengono a cambiare, l'INAIL emette proprio il modello che è sostanzialmente un insieme di interventi riconosciuti e sulla base dell'applicazione di tali, in base a tipologia di azienda, il datore di lavoro provvede ad attuarli e quindi si procede poi con il loro riconoscimento. Faccio un esempio, ci sono interventi che si occupano di gestire i lavoratori che entrano in ambienti confinati, cioè in ambienti diciamo stretti, in ambienti che possono essere sospetti di inquinamento, ambienti dove c'è una possibile contaminazione, dove è difficile entrare ed uscire. Ho semplificato con ambiente stretto, oppure attività che riguardano le cadute dall'alto, piuttosto che la messa in sicurezza di trattori, piuttosto che la gestione delle patologie muscoloscheletriche. Quindi gli interventi sono proposti, sono tantissimi. È importante andare a vedere quello che l'INAIL riconosce, quello che il modello prevede e riconosce e scegliere tra questi interventi, oppure sono già in atto in azienda, sarebbe meglio che fossero già in atto in azienda, e a quel punto chiedere appunto il riconoscimento mediante la produzione della documentazione probante richiesta dall'INAIL stesso. E quindi si rivolge a delle aziende che hanno necessità di avere un'attenzione in più rispetto per il lavoratore. Assolutamente, si rivolge a quelle aziende che vogliono in qualche modo dare un quid in più rispetto al mero obbligo, diciamo, normativo di fare formazione, di somministrare i DPI e di garantire un documento di valutazione dei rischi, e si rivolge a quelle aziende grandi, piccole, con pochi dipendenti, con tanti dipendenti, e il premio INAIL, la percentuale varia, infatti si va da il 5% per le aziende oltre i 200 dipendenti e intorno al 10 o più per cento per le aziende più piccoline, quindi più piccola è l'azienda più aumenta la percentuale di sconto. Questo è interessantissimo perché chiaramente permette ai più piccolini di poter usufruire del premio INAIL. Ci sono interessanti proposte che quest'anno l'INAIL offre, per esempio il fatto di poter fare prevenzione e promozione alla salute, e quindi l'azienda si propone come tramite con una convenzione, ad esempio con studi di fisioterapisti, per promuovere il benessere e proprio per evitare le patologie muscoloscheletriche. E questo è trasversale, può andare bene sia per l'impiegato, l'amministrativo, che è tutto il giorno seduto davanti al PC, quindi con posture incongrue, fino ad arrivare a chi fa lavori in produzione, che quindi può avere problematiche legate alla schiena, piuttosto che alle posture fisse e quant'altro. Ci sono degli interventi, ovviamente, ogni intervento ha un punteggio, si deve raggiungere il punteggio 100, e a quel punto, immettendo poi la domanda sul portale dell'INAIL, ci potrebbero essere delle richieste di integrazione di documentazione, ma viene riconosciuta in automatico, quindi non c'è una selezione delle aziende che partecipano. A tutte le aziende che partecipano e che hanno attuato nel 2020 questi interventi, che presenteranno poi nel 2021, avranno appunto lo sgravio fiscale.
questo sgravio, insomma, del premio INAIL. A mio avviso quest'anno è anche particolarmente interessante poiché c'è una proiezione delle aziende verso il modello 4.0, ad esempio per il controllo a distanza dei dispositivi antincendio, quindi tutto il sistema di controllo degli estintori, piuttosto che delle manichette, delle porte, delle vie di fuga, delle porterei, delle uscite di sicurezza, delle luci di emergenza. Quindi, oppure una valutazione sempre in un contesto di promozione della salute delle malattie cardiovascolari piuttosto che di eventuali malformazioni, e quindi per esempio promuovere una visita dermatologica per i lavoratori che sono esposti alle radiazioni solari. Adesso faccio un esempio. Questo non toglie che lo possiamo promuovere anche all'interno di un ufficio dove 10 dipendenti possono farsi un controllo dermatologico. Un'ultima domanda, quindi ci sono anche dei meccanismi di controllo che vanno a assicurare la corretta applicazione di questo o no? Allora, nel momento in cui l'azienda produce tutta la documentazione probante rispetto all'acquisto del dispositivo, piuttosto che l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, piuttosto che la convenzione con il dermatologo, la struttura sanitaria che può offrire questo servizio, piuttosto che insomma ci sono dei documenti che poi dovranno attestare l'effettiva applicazione della misura. Nell'ottica di avere per il 2020 tutta la documentazione o cominciare appunto ad avere degli interventi, è importante muoversi adesso per avere intanto un audit in azienda, una verifica che tutto ciò che è di base dell'81 è stato svolto. Dopodiché studi di consulenza come SATEC, come lo studio Gestman, piuttosto che altri studi di consulenza possono accompagnare l'azienda nella verifica dell'intervento svolto e ovviamente nell'inserimento della pratica al portale e seguire appunto le aziende nella gestione della pratica. Okay. Ritengo che sia un'opportunità, per la prima volta, forse una delle poche volte che in Italia si dà una voce a chi fa bene, a una sorta di voto alla meritocrazia, e quindi direi che è un buon intervento. Ricordo alle aziende strutturate che chi ha la 231, e adesso questa parentesi magari si rivolge più settoriale, chi ha la 231 e quindi un modello organizzativo della responsabilità d'impresa non è esattamente il modello di gestione sulla sicurezza sul lavoro, quindi avere una 231 non significa avere direttamente il modello, poter accedere appunto al premio INAIL. Ecco, quindi dobbiamo strutturare bene anche questa cosa.